Ok, hai finito? Cioè, hai parlato per... Aspetta. Siamo a mezz'ora, complimenti. Adesso però mi ascolti un attimo, parliamo con calma, e discutiamo un po' di questa cosa. Allora, secondo me, in questo paese tu sei completamente sprecato. Cioè, sei sempre riuscito in tutto quello che volevi fare nella tua vita, no? Volevi provare a fare il cameriere, ci sei riuscito, volevi provare ad aprirti un'attività, ci sei riuscito, hai fatto tutto quello che volevi. Però vedi, adesso sei arrivato ad un punto morto, non vai avanti. Perché? Perché siamo in un paese di... E allora, sai qual è la soluzione? La soluzione è che te ne devi andare di qua, devi andare in un posto dove la meritocrazia vince, dove puoi dimostrare a te stesso e non solo agli altri quanto veramente vali. Perché io lo so che tu ti butti giù, fai sempre il solito cretino, perché no, io così quella no, perché il paese è quello sbagliato, devi andare fuori e non mi venire a dire la solita cazzata che non c'hai soldi, sono tutte minchiate, perché? Perché io lo so, perché tu non hai il coraggio di andartene. Se solo riuscissi a prendere un briciolo di coraggio e andartene da questo cazzo di paese, io lo so che tu troveresti la felicità, finalmente saresti tranquillo con te stesso, perché io lo vedo, si vede che non sei tranquillo, tu sorridi ma è una finta. Comunque, io ti dico, per esempio, no? A te piacciono tanto le tigri? Ma vai in Africa, vai a lavorare in un safari, ma sai che figo, poi ti vengo a trovare, vabbè. Però, cazzo, cioè, ci sono un mondo così grande, così pieno di opportunità e tu ti fermi soltanto qui in questo paese. Non ha senso, scopri, viaggia. Questo è quello che ti devo dire. Adesso sta a te. E comunque, tutto ciò che farai, io sono con te, però questo è quello che penso e ti voglio bene. Ok? Ok, ti ho ascoltato. Hai ragione. Motorino del cazzo.